Penne d'Oca! Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack! Benvenuti a Penne d'Oca, un progetto di interviste agli autori realizzato grazie a Leggiamo 018 in collaborazione con Radio Magica e Pordenone Legge. Oggi intervisteremo un'autrice che fa parte di questo programma, ovvero Lodovica Cima, che è una scrittrice di oltre 200 libri per bambini e ragazzi e in più è docente all'Università di Milano e consulente nel settore editoriale. Nel 2017 fonda Pelle d'Oca, casa editrice per ragazzi specializzata in thriller, noir e mistero. Il libro presentato è La voce di carta, romanzo ambientato nella fine dell'Ottocento che narra la storia della giovane Marianna. Quindi insomma riuscirebbe ad anticiparci, ovviamente senza rivelare il finale, la trama di questo libro? Sì, certo. Dunque, questo libro è un cosiddetto romanzo storico che, a dire così, fa sempre un po' paura ai lettori, ma in realtà è una storia di una ragazza di 14 anni che in un ambiente un po' ostile alle ragazze, perché nel suo periodo storico, cioè a fine dell'Ottocento, le ragazze dovevano ubbidire e non decidere per se stesse, ma la famiglia decideva per loro. Questa ragazza invece trova il modo di realizzare i suoi sogni, trova il modo di avventurarsi in un mondo che non conosce, che all'inizio le fa un po' paura. Questa è la storia, senza niente togliere alla sorpresa di tutto quello che succede dentro al romanzo, perché è un'avventura personale. Questa ragazza nasce in una cascina della pianura padana, quindi vive fino ai 14 anni in un mondo chiuso, rurale, dove le ragazze appunto facevano i lavori piccoli, mentre gli uomini, i ragazzi, andavano fuori a lavorare nei campi, e viene a un certo punto mandata a lavorare in una fabbrica in una città vicina. Da quel momento il suo mondo si apre, la sua visione del mondo si apre, e quindi si apre sempre di più, perché lei è curiosa, è una grande osservatrice, fin quando capisce che forse può decidere della sua vita. Quindi è un tema universale, perché tutti i ragazzi e le ragazze a quell'età devono capire cosa vogliono fare, fanno anche delle prove, no? Delle prove di vita, prendono le misure con la vita. Ecco, Marianna fa questa cosa in questo ambiente che è un po' più ostile per le ragazze. Certo, e invece durante la stesura del racconto, qual è il personaggio di questa storia che ha sentito più vicino e perché? Allora, questa storia mi è venuta incontro, non l'ho cercata, diciamo, è arrivata da sola, ed è una cosa che non succede spesso, no? Noi scrittori di solito siamo dei ladri di spunti, di idee, di scintille. Ovunque noi andiamo, io per esempio ovunque vado ho un taccuino per le idee, per non lasciarmi scappare niente, no? In questo caso è la storia che è venuta a bussare, è venuta a cercarmi, perché mio padre, la mia famiglia che ha una cartiera da tante generazioni, mi ha chiesto di riordinare l'archivio dell'azienda, che era un archivio molto confuso, molto in disordine, molto confuso. Quindi io l'ho fatto perché mi faceva piacere fare questa cosa per mio papà, e ho trovato dentro a questo archivio molto disordinato tantissimi documenti, tra cui documenti dedicati agli operai dei secoli addietro che lavoravano nella cartiera, e quindi mi sono leggendo tutti questi nomi mi sono immedesimata nei ragazzi, perché mi sono accorta dalle date proprio che erano tutti ragazzi piccoli, dai 12 anni, anche prima cominciavano a lavorare, e allora mi sono
mi sono fatta il mio film, come si dice, no? E ho cominciato a pensare, ma chissà cosa facevano, dove andavano, cosa mangiavano, come giocavano tra di loro, quando uscivano, dove andavano, eccetera. E quindi ho cominciato poi a studiare non solo il lavoro nella cartiera, ma anche tutto quello che c'era fuori nel territorio. Ci ho messo 2 anni e dopodiché ho scritto la loro storia. Quindi di personaggi lì dentro ce ne sono tantissimi. Una è la protagonista Mariana, ma intorno c'è tutta la carrellata di possibili personaggi che un ragazzo può incontrare, no? C'è il timidone, c'è il cuor contento, c'è l'invidiosa, c'è l'infantile, c'è l'impacciata, c'è la cattiva, c'è il buono, insomma ci sono tutti. Certo. Allora, prima abbiamo parlato appunto di romanzo storico, però qual è la vera difficoltà nello scrivere appunto una storia che non è ambientata ai giorni nostri? La vera difficoltà è non fare errori filologici e storici, cioè bisogna documentarsi molto bene, avere la pazienza, non tirar via di fretta le cose. Questa è la prima difficoltà, quindi io ho studiato 2 anni, mi sono letta dei manuali anche grossi così, mi sono andata a guardare dei musei, ho preso 2 quadernoni di appunti, anche perché per esempio questi miei protagonisti erano tutti persone molto semplici, poveracci proprio, operai e anche peggio, e c'è tantissima bibliografia che racconta come vivevano gli aristocratici, i nobili, i borghesi, ma non come vivevano veramente quelli che arrivavano a stento a mettere insieme la colazione di pranzo con la cena. Quindi ho dovuto documentarmi di più su come si vestivano, cosa facevano. Per esempio non avevano le scarpe, usavano gli zoccoli. Sembrano dettagli stupidi, però cambiano. Prova tu a scappare con gli zoccoli fatti in casa, costruiti in casa, per esempio, a correre. Quindi mi sono dovuta, una volta che ho trovato tutti i dettagli documentati, mi sono poi immedesimata, e questa è la parte bella del lavoro, no? Mi sono immedesimata in tutti questi ragazzi, ho sentito e ho provato a capire appunto come può uno correre con gli zoccoli, magari quando è inverno che c'è anche la pozzanghera ghiacciata, oppure cosa bevevano? C'era il vino rosso, la birra non c'era ancora perché era una bevanda di importazione, no? Adesso i nostri ragazzi cominciano magari a assaggiare una birra così, non c'era, non è così semplice, quindi bevevano il vino rosso, allora si ubriacavano molto più in fretta, per dire. Oppure tutte queste cose che ho dovuto capire immedesimandomi nella vita possibile di questi ragazzi allora, che erano ragazzi che avevano gli stessi desideri dei ragazzi di adesso, cioè uscire, conoscersi, innamorarsi, prendere le misure con la vita e vedere qual era il loro posto nel mondo. Certo. Adesso una domanda molto, molto semplice, che è da dove è nata questa sua passione per la scrittura, per lo scrivere? Ma guarda, non vorrei essere proprio banale, è nata dalla lettura. Io sono sempre stata una bambina lettrice, e io e i miei fratelli, nel senso che mia mamma, devo ringraziare lei, mia mamma aveva un'abitudine quando eravamo piccoli, e una settimana prima delle vacanze, per esempio, metteva nella stanza dove noi mangiavamo vicino al tavolo, su una sedia, una valigia aperta, e ognuno di noi, tutti i membri della famiglia, compreso mio papà, mia mamma, tutti, potevamo mettere i libri da leggere in vacanza. Quindi andavamo via, eravamo in 5, c'era la macchina bella carica, però c'era sempre posto per la valigia dei libri. E quindi questa abitudine, che è un'abitudine semplice e familiare, mi ha reso grande lettrice, a me e ai miei fratelli. Poi i miei fratelli, uno architetto e l'altro ingegnere, quindi hanno preso altre strade. Io invece mi sono un po' fissata con la lettura, e poi durante la scuola media ho capito che scrivere mi faceva sentire bene, mi piaceva tantissimo.
E quindi ho cominciato a scrivere per me o a ricopiare pezzettini, frasi che mi piacevano, che leggevo, che mi piacevo. Quindi diciamo così, un'abitudine stupida che però mi ha fatto riflettere, mi ha fatto capire che forse potevo investire in questa attività. Così mi sono iscritta. Ho studiato letterature comparate, mi sono iscritta all'università e poi ho cominciato a fare la correttrice di bozze, quindi ho cominciato proprio dal basso, e dopodiché ho cominciato a far leggere qualcosa di mio e piano piano sono diventata scrittrice, ma lavoro ancora dentro l'editoria, come tu hai detto prima. Sì, certo. Adesso un'ultima domanda. Allora, qualcuno pensa che scrivere storie per ragazzi, per bambini, insomma, sia più semplice che scrivere un romanzo per gli adulti. E lei cosa ne pensa? Caspita, chiudiamo con un domandone, ci vorrebbero delle ore per rispondere a questa domanda. Allora, questa è la battaglia della mia vita. Ancora adesso, quando incontro qualcuno che mi chiede che lavoro faccio, mi dicono chissà che bello, come ti diverti, come se fosse un lavoretto, no? Un passatempo che crea allegria e basta. In realtà è un lavoro molto serio. Direi che non c'è differenza fra la scrittura per ragazzi e la scrittura per adulti, perché è lo stesso modo di mettersi in gioco e di condividere con un lettore, qualsiasi sia la sua età, qualche cosa che tu senti dentro. Questa è la prima cosa, perché se tu scrivi senza sentire niente dentro, si capisce subito, e quindi puoi anche lasciar perdere, che è una cosa un po' anaffettiva, che non sa di niente. Quindi questa è la prima cosa. La differenza è che i ragazzi non ti perdonano niente, i ragazzi e i bambini non ti perdonano niente, cioè se c'è qualcosa che non va poi te lo dicono subito. Se tu vai a presentare un libro, però quella, per esempio qui c'è una morte che qualcuno mi ha contestato in questo romanzo, oppure qualcuno mi dice ma io l'avrei fatto finire in un altro modo, ma quel personaggio lì è tutto sbagliato, ma insomma queste cose i ragazzi le dicono, gli adulti di solito no. Quindi il rapporto dello scrittore per ragazzi con il suo pubblico è un rapporto molto più vero, autentico e diretto, e questa è una cosa bellissima. E in più per lo scrittore è molto più sfidante, perché io sono vecchia, adulta e anche un po' anzianotta, quindi devo fare sempre, ogni volta, lo sforzo di parlare al mondo dei ragazzi, al mondo dei bambini, che è un mondo che ha le sue logiche, il suo humor, i suoi interessi, che sono magari diversi dai miei, che sono un po' più grande, no? Quindi devo ogni volta trasformarmi, ma non tornare bambina, proprio trasformarmi cercando di conoscere i ragazzi di adesso. E questa per me è una cosa bellissima, che mi tiene viva, ed è una sfida molto più interessante che non scrivere per degli adulti come me. Quindi spesso mi chiedono di scrivere libri per adulti, ma a me non interessa. Io preferisco andare avanti a scrivere per i ragazzi. Benissimo, grazie mille. Adesso abbiamo concluso. Ricordo che La Voce di Carta sarà presentato mercoledì 15 settembre alle ore 11:30 allo Spazio Gabelli presso le scuole stesse, in Viale Trieste numero 16 a Pordenone, sempre all'interno del Festival Pordenone Legge. Inoltre tutto il programma è presente sul sito pordenonelegge.it, e queste le interviste si potranno vedere e ascoltare sul sito radiomagica.org. Ringrazio ancora Lodovica Cima per il tempo che ci ha concesso, grazie mille, arrivederci. Grazie a voi e buon lavoro, ci vediamo a Pordenone.